Si è svolta ad Agrigento la cerimonia relativa al 202esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria presso il cortile della casa circondariale Petrusa di Agrigento. A dare il saluto alle autorità presenti il direttore dell'istituto Valerio Pappalardo e il comandante Giuseppe Lofaro. Nel corso della cerimonia consegnati anche i riconoscimenti agli agenti in servizio che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. A Salvatore Consiglio, Giuseppe Costanza, a Calogero Terrazzino. Al termine il taglio della torta. Ma è un momento importante perché è una testimonianza che anche noi, anche se talvolta la realtà carceraria sembra in qualche modo qualcosa di cui vergognarsi o dimenticarsi, ecco, tanti uomini e donne in divisa, con coraggio, sacrificio e indefesso zelo e dedizione, continuano a svolgere il loro lavoro, talvolta in condizioni straordinariamente complesse, e oggi è il loro giorno. Una nota del sindacato dice che oggi non c'è nulla da festeggiare perché la situazione del corpo, in particolare anche ad Agrigento, è molto precaria. Ma in realtà le condizioni sono molto difficili e complesse, ma proprio per questo io attribuisco a questa giornata il valore di un ringraziamento speciale, perché lavorare in un setting straordinario naturalmente comporta un impegno diverso, esercitare la propria mansione o missione in un contesto straordinariamente difficile avvalora il contributo quotidiano di ogni uomo e donna in divisa che lavora in questa struttura. Sono stati dati anche degli attestati? Sono stati consegnati degli attestati di grande riconoscimento per alcuni atti meritevoli e altri sono già in cantiere perché vede, grazie anche all'impegno di questi ragazzi, assai spesso all'interno delle strutture si salvano delle vite umane e si dona speranza. Ecco, che giudizio dare dell'amministrazione carceraria, la situazione un quadro generale, comandante? Ma il quadro generale, come dire, vive un momento non certamente paradisiaco, tuttavia l'amministrazione è sempre impegnata a vari livelli a dare delle risposte non semplici, perché tutta la contingenza storica in questo momento credo non viva momenti paradisiaci, per cui anche l'amministrazione, sia quella locale sia quella regionale e centrale, cerca di dare quanto più possibile risposte a quelle che sono le esigenze delle strutture, cosa che noi non manchiamo di sollecitare. Io ringrazio i sindacati per la loro attività anche di stimolo e di puntare i riflettori su un mondo che abitualmente non ha tanta luce, o per meglio dire viene alla luce quando ci sono assolutamente cose negative. La situazione è molto critica, abbiamo avuto un taglio di 63 unità dall'organico che comporta appunto tantissimi sacrifici da parte di chi è rimasto, sacrifici che comportano impiego in servizio non di 6 ore come dovrebbe essere, non esiste un turno di 6 ore più in istituto da tanto tempo, ma di 8, 10, 12 ore al giorno, con ovviamente rischi per l'incolumità perché il personale è stanco, il personale ha bisogno di riposarsi e quindi l'alzamento pure dell'età anagrafica e dell'età di servizio rende difficoltoso il nostro lavoro. Nonostante questo, dico, si va avanti con molta serietà e molta professionalità. Sì, assolutamente sì, il personale di Agrigento è un personale molto professionale, come ho detto poco fa 10 ore al giorno di servizio, spesso rimane anche senza che io glielo chieda, proprio per spirito di sacrificio. Noi veniamo da una tradizione molto importante, che è quella degli agenti di custodia. Gli agenti di custodia lavoravano in queste condizioni, stiamo tornando piano piano a quelle condizioni di sacrificio immenso e tutti speriamo che queste condizioni migliorano il più presto possibile.